Quello è un paesino non grosso e nota che si può arrivare solo o in gruppo agli asi o con delle biciclette. Poi cianì hanno messo a posto un po' tutte, sistemò poi un po' la situazione, strade, hanno costruito come si vede dei palazzi anche nuovi. Sto qui è il Turrentino Mulinasci, vicino, ma questo Turrentino purtroppo ha una storia triste perché per l'ottobre del 2014 ha invaso con le segue la delegazione del Sestri Ponente, allagando negozi, abitazioni, distruggendo macchine, mettendo proprio in genugio tutta la delegazione. Un po' piccino, anzi non è piccino, ma un pericolo proprio sulla riva da questi turrentini che quando poi sciortano via dagli argini hanno una potenza e una portata d'acqua esagerata. In posticini in tu verde, che sono diverse famiglie che hanno un po' di terra da coltivare. Se sono organizzate bene in questi posti qui, e all'inizio della primavera, ora non so bene in che punto, fioriscano di fiori rari che solo in questa zona si trovano e sono da famiglia del zafferano. Il zafferano, come si sa, è una spezia usata ad esempio in Lombardia per fare il classico risotto giallo, il risotto con zafferano. Chi ha in cartello con scritto Frana e allora le vieto passare perciò la passeggiata è finita. Ecco qui, questo è ancora indi mi pare anche 4 mulini presenti in questa zona. Dobbiamo tornare a vedere. Non possiamo continuare perché una gita di Belin come di Masena. Noi dobbiamo andare via. Ecco, possiamo fare, come ho detto all'inizio, 2 passi ai Mulinasci e invece noi facciamo un berettino. È bello. Sti qui sono i veggi treggi de notte ova senza acqua, l'ambro che e viene a usare solo per mettere i cassonetti da pavimento. Stiamo mettendo a posto il ponte, per quello è pericolante dopo l'ultima alluvione. Le sa ben che stanno lavorando, che sanno quando finirà, perché il lui che fa, chissà perché, di anni. Sempre che a Sestri hanno fatto 15 metri di ponte in ta via principale proprio, dove passano tutte le macchine che collega Zena con le delegazioni, con il Ponente. Per fare 15 metri di ponte hanno messo 7 anni, da quando hanno cominciato a fare il progetto, e 3 anni abbondanti per farlo. Poi ti vedi su internet che sono delle nazioni che nel giro di pochi mesi
tutti anche il mondo. È proprio il paese il nostro. Troppa gente taglia in ta classe politica, troppa gente corrotta da tutte le parti. Anubi, vieni qua. E ora se ne torniamo a casa, abbiamo fatto una passeggiata, tanto per sgranchire le gambe, perché volevo iniziare a nascere i monti, ma sinceramente sono ancora anche lo so. Speriamo di riuscire a entrare in forma. Da questa parte si vede l'aeroporto e i mur del porto petroli di Multiò, che sotto è una bandiera che non mi piace, il tricolore, rovina un po' il paesaggio. Vabbè, lì c'è la bandiera italiana, il tricolore, e vabbè, siamo in Italia, ma quella del sud proprio a che cresce. Mamma mia come non mi piace. E vabbè, pazienza, che sono anche gli altri, bisogna tenerseli.